Ladies and gentlemen, ma meglio dire signore e signori, Mr. Mario Da Vinci. I love you, my friend. Grazie per il my americani. Come Grazie. stai? Come stai? Grazie How are you? Well, very well. Ma pure il suo buono, non ti preoccupare, io da così parlo in americano. Comunque felicissimo ancora una volta di essere con voi. Sì. Vediamo che succede in questa meravigliosa puntata. In questa puntata ci occupiamo ancora di Domenico Modugno, l'abbiamo fatto anche in altre puntate, ma in questa puntata ci occupiamo di Domenico Modugno, che io l'ho chiamata l'altro Modugno, un Modugno un po' più intimista, ma comunque lo stesso Mimmo Modugno, il Mimmo nazionale che tu hai avuto la fortuna di conoscere con una tournée fantastica, mi hai raccontato cose incredibili, alcune le possiamo dire, altre mi spiace non le possiamo raccontare. Però Modugno e Mario Da Vinci, ambasciatori canori negli Stati Uniti. nel 1967, una tournée fantastica, avete attraversato tantissime città, da San Francisco, da Hollywood. C'avevi 24-25 anni qua, non c'era male, vero? Sì, ma ancora adesso sei un bell'uomo, sempre elegante con il tuo fantastico smoking. La prima cosa verso il pubblico, l'educazione. Senti Mario, un aneddoto che mi hai raccontato, che questo lo possiamo dire, in aereo Modugno scherzava con te, tu non avevi tanta dimestichezza con gli aerei, un po' di paura l'avevi. No, era la prima volta che prendevo l'aereo. E lui che E faceva? poi ho viaggiato anche con le navi, insomma, sotto scala della nave, insomma, all'inizio della mia carriera, non ne parliamo. Ma lui sull'aereo ti prendeva un po' in giro, che diceva? No, io stavo seduto di qua, lui di là. Pioveva c'era una tempesta enorme E e lui? c'era il maestro Castellacci, Sì? che se ci vedo lo saluto ancora perché era un grandissimo. Allora usciva il Cordovox che ti faceva mille suoni Strumenti meravigliosi. incredibili allora. A un certo punto sta aereo che facevo così, Certo, barcollava. la faccia mia diventava rossa, verde, gialla, Tutti i colori. allora, E Modugno? per scherzare disse: finalmente adesso andiamo giù. No! Sei pazzo. Vabbè, ma lui aveva rispetto a te era abituato a volare. Volare. Oh. Senti, E facevo che paura. senti Mario, dicevo, questa puntata è dedicata a un Modugno intimista, un Modugno di canzoni fantastiche, bellissime. La prima che andiamo a trattare in questa puntata è una canzone che fu scritta, e questo sembra strano perché uno poi questo personaggio l'abbiamo conosciuto come conduttrice televisiva, da Enrica Bonaccorti. Sì. Nel 1970 in un cantagiro fu presentata La lontananza. La lontananza, sai, è come il vento, perciò noi ci vogliamo bene io e te, tu dall'altra parte, io di qua, e ci vogliamo bene, così diamo qualche cosa di importante al nostro pubblico. Questo speriamo. Noi stiamo ripercorrendo queste canzoni cercando, laddove è possibile, anche di farti duettare con Domenico Modugno. Questa, dicevo, è una puntata molto intimistica. Queste canzoni cominciavano sempre molto spesso con un parlato. Cominciavano così. Prego. Cos'è questa? La lontananza. Prego. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare te.
La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non s'ama. È già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Adesso che è passato tanto tempo, dare la vita per averti accanto, per rivederti almeno un solo istante, per dirti perdonami. Non ho capito niente del tuo bene ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao. Ciao, non piangere. Vedrai, ritornerò. Te l'ho promesso, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Perché ti amo. Ti amo. Ciao. Ciao Modugno, ciao, un grandissimo. Io spero che questo pubblico possa apprezzare ciò che stiamo facendo. Sì, per ricordare questi grandi, sì. Per te che mi stai sfronando a dire certe cose, sì. Ma il pubblico che ha amato e spero che amerà sempre. Io grande sicuramente sì, perché ricordiamolo, lui ha venduto 22 milioni con Volare, tantissime canzoni incise, un'enormità, 230 canzoni, 38 film al cinema, 13 spettacoli teatrali, 4 festival di Sanremo. A proposito di festival di Sanremo, un altro festival di Sanremo fu vinto in coppia con una cantante, Gigliola Cinquetti. Grandissima anche lei, Parlo del festival del 66 con una canzone che si chiamava Dio come ti amo. Bellissima. Bellissima canzone. È vero, questo io ho pensato di fare. Vedi con la coppa in mano, sì. Chissà se non era quella di Los Angeles. Tra le tante che ricevevate ogni sera nei vostri concerti. Ecco, qui la vediamo. Appunto la copertina del 45 giri di allora Dio come ti amo di Domenico Modugno. Queste canzoni, lo dicevo prima, erano il periodo in cui c'era molto recitato, poi Modugno se lo poteva permettere perché era anche un bravissimo attore, quindi era capace di fare queste parti recitate, come appunto in Dio come ti amo c'è la parte. Sì, prego. No, questa canzone nacque proprio nel 66, sì. E l'anno successivo la feci io la prima tournée americana con lui. Con lui. E lui la cantava questa canzone. Figurati. Sì, perché era Ma proprio. lui faceva una canzone sfiziosissima, che si faceva così, che me ne importa, sai, si buttava a terra e faceva vicino a me, che me ne fotta a me, che me ne fotta a me, puoi far quel che ti pare, ma mi ama di più. Lui era veramente, anche atleticamente, lui era uno molto dinamico. Era frenetico, sì, era incontrollabile. Però poi era capace di raccontare storie e canzoni d'amore e di grande passione. Sentiamo Dio come ti amo e ascoltiamo Modugno. Sentiamo. E poi canta Magica. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo,
non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio come ti amo. Così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio come ti amo, Dio come ti amo, Dio come ti amo. Fantastica. Dio come ti amo. Pubblico, questo era il pubblico o c'era qualche messaggio alla signora? Questo Sì. lo possiamo dire, perché poi queste canzoni d'amore sono dedicate sempre a delle donne. Io approfitto anche del momento del passaggio che mi hai dato per salutare la gentile signora, la signora Nina. Ti ringrazio a Che nome salutiamo. suo, a nome di tutta la mia famiglia che mi segue Grande da molti famiglia. anni. Grande E famiglia. sto avendo grandissime soddisfazioni Certo. sia da Sal Certo. che Gino Da Vinci. Assolutamente. E quindi spero che tutti quanti, le famiglie che stanno in ascolto, i propri figli, possano dare onore alla propria Allora, famiglia, alla propria la propria famiglia. dinastia, io posso dire la dinastia Da Vinci si dà da fare sempre. Io ho con 3 grandissimo donne e 3 maschi. Ah, ecco, vedi, questi sono... Ma tu pareggio? No, pareggio. C'è pareggio. Senti, noi andiamo avanti in questa carrellata attraverso queste canzoni questa puntata chiamata L'altro Modugno, per parlare di un'altra canzone che invece si chiama Ma come hai fatto? Un'altra canzone eccezionale del 1969. Sempre canzoni d'amore, sempre un momento anche di grandi successi, anche in questa versione, perché ricordiamo che Modugno ha avuto successo con canzoni allegre, canzoni d'amore, in tutti i campi Modugno Ma ha lui avuto era successo. un artista poliedrico, insomma, Sì. che non è che uno deve fare un solo genere, se fa solo un genere va bene, ma quando uno fa tante cose nella propria carriera artistica, nel ballare, nel cantare, nel Beh, però fare permettimi- l'attore, per me, secondo me, come gli americani prima Sì, di andare sì. avanti con gli spettacoli per debuttare, debbono imparare a ballare, a cantare, cosa che sta succedendo anche in Italia. Beh, però non certamente con le capacità artistiche di questi grandissimi. Noi ci ascoltiamo, iniziamo con Modugno e poi
dalla voce di Mario Da Vinci, andiamo ad ascoltare Ma come hai fatto? Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me e di questo smisurato amore che adesso io provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta e a volte mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare, ritornare e avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a fare della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa per rivedere te? No, non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più di un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. C'era anche l'applauso dal vivo di questo concerto di Domenico Modugno che Guarda che cantava. frase. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa? Fantastico, fantastico, fantastico Modugno, fantastico, fantastico Mario Da Vinci. Allora, un'altra interpretazione, un'altra canzone di questa puntata, l'altro Modugno, il Modugno intimista, è una canzone che nacque per un film. Modugno scrisse la sceneggiatura di questo film insieme a Migliacci, tra l'altro altro grandissimo autore, e il film era Tutto è musica, e la canzone di un Modugno, potrei dire quasi vivianesco, un po' a Totonne Quagliarella, un po' andante ubriaco. La canzone è Stasera pago io. Questa qua, e anche lì si vede un'interpretazione di un grande attore, no? Perché cantare, tu che hai fatto i film... Ma Modugno era un grande attore, Sì. non sottovalutiamo questa No, cosa. assolutamente, io Era ricordo un grande lo attore, un grande sceneggiato. artista innanzitutto. Sì. Te l'ho detto, lui era poliedrico, facevano tutto ma con grande maestria. Senti, questa canzone tu l'hai incisa perché
Tu ti ricordi quante canzoni hai inciso tu, Mario Da Vinci? Chi lo sa. Ho iniziato ad incidere agli inizi degli anni 60, insomma, diciamo nel 60, 61. Addirittura feci un disco con la Ricordi Sì. alla Piazza della Sanità a San Vincenzo, che venne proprio un camion con la regia in quell'epoca a registrare tutte le canzoni. Quindi c'è un disco nel 59, una cosa del genere, 60. Poi ho iniziato a Napoli con la Phonotype, poi passai a Milano con la Forit Combo Record. Senti, no, io voglio dire, tante case discografiche. Io voglio dire, è chiaro che ti conoscevo, ho sentito, però per preparare queste puntate mi sto ascoltando i tuoi dischi e devo dire sto riscoprendo anche un Mario Da Vinci che non conoscevo. Magari una puntata sicuramente la dedicheremo al Mario Da Vinci con le big band e con le orchestre, là veramente eccezionale. Là si vede quanto tu sei anche molto americano, quanto tu sei un cantante swing molto americano. Allora, però ci ascoltiamo adesso dalla tua voce questa canzone, ripeto, del 1963, Stasera pago io, Mario Da Vinci. Amici, amici, non andate via, restate ancora a bere 2 bicchieri. Stasera pago io, stasera pago io, e poi andrò a cantare al suo balcone. Amici, amici, quello è il suo balcone. Adesso le farò una serenata. Guardate la finestra, è ancora illuminata. Colei che mi lasciò non può dormire. Che vuoi, vecchia portiera, e lasciami cantare. Dormi e non mi scocciare. Ma cosa stai dicendo? Non fare la cretina, è morta stamattina. È morta stamattina. Amici, amici, andate bene via. Vi prego, voglio rimanere solo. Stasera pago io, stasera pago io, stasera pago io, col mio dolore. Si ricomponga, signor Da Vinci, si ricomponga, ritorni di nuovo con Il personaggio è quello, non si poteva cantare, so. capito, tutto No, assolutamente. ubriaco, proprio Assolutamente. ubriaco d'amore, ovviamente. Certo. Senti, signor Mario Da Vinci, adesso andiamo a parlare. Grazie per il signore, grazie. No, lo è, lei lo è il signore. Senti, scusami Mario. Dissete io lo acqui. Non acqui. Non acqui. Signore, senti, meraviglioso.
canzone del 1968 che però non ebbe un grosso successo. Fu cantata a Sanremo nel 68 e fu scartata addirittura. Ma qua c'è una cosa che voglio dire importante ai fini di Modugno. Noi stavamo a Chicago, Sì? in palcoscenico lui aveva sempre la chitarra con sé, e c'ero io, Castellacci e tanti altri in palcoscenico, e lui disse vicino a me: "Ma vuoi sentire la canzone che mando a Sanremo l'anno prossimo?" Sì, infatti nel 67 la tournée, 68 la portò Sì. a Sanremo, sì. E allora io gli dissi: "Come no, figurati." Allora lui mi accennava sta canzone con la chitarra e poi voleva il responso di noi altri che stavamo in palcoscenico. Un E io provino. gli dissi: "Guardi, questa è una canzone che vince il Festival di Sanremo." E non fu così. E non fu perché così. lui litigò andò a Sanremo, Sì. lo mandarono fuori alla prima serata. Figurati. Per altri Uscì motivi. fuori la canzone, come sempre succede. Sì. Come è successo anche a mio figlio la prima sera, Certo. e poi vinse il festival con la canzone. Però poi c'è un successo. No, e ti voglio dire questo, Sì. perché lui aveva litigato con Gianni con Ravera. Gianni Ravera, sì. E allora per dispetto lui lo mandò fuori, insomma non so come furono le cose. Però Perché è una canzone indimenticabile, che scherziamo, No, però fuori infatti una poi canzone dico, come Meraviglioso. anche Sanremo è piena di questi casi, no? Anche negli hai ultimi voglia. anni, voglio dire, lo stesso Vasco Rossi arrivò ultimo. Meraviglioso poi è un successo che ha avuto poi dal pubblico. Infatti questa canzone, presentata nel 68, fu rincisa nel 1971. Tra l'altro la prima a cantarla fu una cantante venezuelana che si chiamava Mirla Castellanos, che Modugno scelse per cantare questa canzone. Questa canzone poi negli anni ha avuto un grandissimo successo e qualche anno fa addirittura è stata riproposta da un gruppo modernissimo, i Negramaro, che hanno fatta una loro versione. Sì, ovviamente non è quella di Modugno, la musica è diversa. Sì, insomma, sì, però l'arrangiamento è è diverso. moderna, i giovani hanno apprezzato moltissimo. Infatti, anche questa. questo brano meraviglioso. Ma io l'ho voluto fare come nacque con Certamente. Domenico, ricordandomi quando lui mi presentò questa canzone, me la cantò con la chitarra, E la così stessa musica, lo stesso spirito, la stessa cosa. È proprio un ricordo personale che io ho Noi ci verso siamo questo- soltanto questo permessi. grande attore, cantante, showman. Però la cosa importante che voglio dire è che Modugno amava moltissimo, ecco, chiudo la parentesi e apro un altro discorso, la nostra canzone napoletana. Come Quindi no? lui diceva: "Questa è una canzone meravigliosa, ma voi avete delle gemme preziose a Napoli." Vabbè. E con lo stesso spirito Sì. la voglio cantare a lui, anche perché ho dedicato un cofanetto dedicato alle 18 canzoni, i più grandi successi di Modugno. Noi E questa cantiamo. apre il cofanetto con Sì. Meraviglioso. Noi invece chiudiamo con questa canzone la nostra puntata e il nostro ciclo su Modugno. Avremo altri appuntamenti. Adesso ascoltiamo Meraviglioso. Nel video però abbiamo pensato comunque di mettere insieme anche il passato e il presente con i Negramaro e Modugno insieme. Meraviglioso. Mario Da Vinci. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti
hanno inventato il mare. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, 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 lai 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 lai, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, lai 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 lai, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Meraviglioso Modugno, come c'è scritto lì da questa immagine, meraviglioso Mario Da Vinci. Con Grazie, questo grazie. omaggio noi a questo punto ci concediamo dal pubblico con questa puntata dedicata a Domenico Modugno. Diamo appuntamento a una prossima, a altri personaggi racconteremo, altri momenti della vita di Altre storie. altre storie di Mario Da Vinci racconteremo, spero sempre insieme a voi da casa. Ciao Mario Da Vinci! Ciao a tutti e grazie sempre. Ciao.